amici di Trevignone, bentornati a Non è mai massa tardi per imparare il dialetto trentino. Ancora parlando di minacce, cioè modi di dire che presuppone insomma qualcosa di brutto fra voi. Allora, ti mando a dormire col cao tra le orecchie, ti mando a dormire con la testa tra le orecchie. È una tipica minaccia che può essere rivolta ai bambini disobbedienti o che hanno combinato qualcosa di riprovevole. Te mando a dormire descolz, ti mando a dormire scalzo, un'altra minaccia. Insomma. Te dago una carga de botte, ti do una gran dose di botte, anche a chi non ha bisogno dei commenti. Te dago mi el pan muez, ti do io le sorbe. La minaccia è formulata con evidente senso ironico, visto che il pan muez, letteralmente, è un dolce fatto d'uova, pasta di farina, zucchero e burro rosolato in padella come una frittata e quindi ridotto a grumi più o meno grossi, un po' come lo schmarm tirolese. Te dago mi l'orz, ti do io l'orzo, quando si minaccia di conciare per le feste qualcuno. Che canto mi è il vespro, gli canto io il vespro. Il vespro è la funzione religiosa del pomeriggio festivo e la minaccia si riferisce al fatto di rimproverare aspramente qualcuno, ad esempio un figlio. Guarda che te coltivo, attento che ti coltivo. Il modo di dire, molto interessante per l'impiego del verbo coltivar, si usa soprattutto nel linguaggio familiare, quando si vuole riprendere un ragazzo piuttosto ribelle. Ha il senso di conciare per le feste, raddrizzare. Guarda che te desipo, attento che ti sistemo per bene. Dissipar sta per guastare, sgualcire, e la frase minacciosa, ma anche un po' scherzosa, viene usata accompagnata da gesti delle mani. Guarda che te desipo. Te batto via i misteri della notte, ti taglio gli attributi sessuali. Minaccia piuttosto truculenta, e la seguente è ancora più colorita. Fago una pinza, faccio una pinza. La pinza è una tipica torta tradizionale e la frase qui citata può avere in verità molteplici significati. Può essere la minaccia rivolta a qualcuno di spaccargli la faccia, spinzarlo, da cui anche la minaccia te spinzo, ma fare una pinza sta anche genericamente per spezzare, rompere, mandare in frantumi, ridurre in briciole, fare una schiacciata. Ad esempio, in uno scontro tra mezzi meccanici, io fanno una pinza, un incidente, fanno una pinza, insomma. Te batto via i coglioni e gli dago al gat che faga materie. Ti taglio i testicoli e gli do al gatto che ci giochi. Te batto via la borela, ti stacco la testa. Borela deriva da bora, tronco d'albero sfondato, e borel è una minaccia piuttosto grave, insomma. Varda ve che la va de legnago. Vada bene che finisce a lignate. La minaccia non è formulata di solito in tono eccessivamente duro e a volte può essere scherzosa, tanto che i genitori possono rivolgerla ai bambini durante un gioco, così dice. Te dagon scopelom che te scalzo. Ti do uno scopaccione che ti sollevo. Te dà uno scopelon che ti ribalto, ti do uno scopaccione che ti rovescio, ti dà uno scopelon che il mur e te ne dà un altro, cioè ti do uno scapaccione che il muro te ne dà un altro, tanto forte sarà lo scapaccione, in sostanza, che sarai gettato violentemente contro il muro e in tal modo avrai un altro scapaccione. Minaccia apocalittica ma anche scherzosa. Al posto di scopelom si usa diffusamente anche sberlom. Guarda ve che te smacco come el stofia. Pardon.
Guarda ve che te smacco come sto fis. Scusate, guarda che ti batto come lo stoccafisso. La minaccia viene rivolta a un bambino poco ubbidiente o capriccioso e prende a prestito un costume un tempo diffusissimo. Lo stoccafisso veniva battuto infatti in casa dopo un appropriato ammoglio. Ad est el dago mi el verbum Carol. Ora ti sistemo io per le feste. La frase prende probabilmente spunto da un'espressione del Vangelo di Giovanni che si leggeva al termine della messa quando era in uso il latino. Attento che passa il vescovo. Attento che passa il vescovo. È una tipica minaccia di imminenti botte da rivolgere ai bambini. È evidente che prende spunto dal fatto che nella cresima il vescovo dà un buffetto sulla guancia al cresimando. Attento che te cresimo, appunto, attento che ti cresimo, uguale a quella di prima. Ti battezzo. Al di là del significato letterale, la frase suona come una minaccia di imminenti botte riferita soprattutto ai bambini, a volte anche a chi in tema scherzoso, però mi posso assicurare da boccia non era proprio così. Ma che ne altre. Tempianisso il cul de peade, ti riempie il sedere di pedate, minaccia alquanto esplicita da usare soprattutto nei confronti di qualcuno che dà prova di non capire nulla, di essere un zuccon. Dopo la mescola, uso il mestolo. Come si sa, la mescola è il tipico mestolo di legno con cui si è soliti mescolare la polenta. Ma la minaccia di solito rivolta ai bambini si riferisce ad un suo uso per tutt'altro scopo. Guarda che te slogheno, guarda che ti percuoto, è una minaccia di botte, te le suono, dal tedesco schlagen. Guarda che arriva il paga frati, guarda che arriva la schiancialla. Si tratta di un'erba palustre con tipica inflorescenza cilindrica, foggia di clava di colore bruno e somigliante a un sigaro. La frase è una minaccia di imminenti botte, anche qua rivolte soprattutto ai bambini. Cioè una volta proprio la neva delle botte, ma la neva.